Giusto in tempo per la grandine. Sì, è freddo. Incastonata tra le vette feltrine, il Monte Vederna e il gruppo del Cimonega, ancora autentica e lontana dal turismo di massa. Benvenuti in Val Noana. Si accede attraverso una stretta stradale che parte nei pressi di Imer. Sono all'incirca 6 km e mezzo in cui nella fase di marcia, quindi con la propria autovettura, bisogna prestare particolarmente attenzione in quanto è piuttosto stretta. Il punto di riferimento comunque rimane il rifugio Fonteghi a quota 1100 metri. Si potrebbe comunque procedere anche un paio di chilometri più avanti e abbreviare quindi anche l'escursione e partire da località El Belo. Noi comunque scegliamo questa prima opzione e quindi intraprendiamo il segnavia 727 in direzione Rifugio Boz. Demo! Dopo un primo tratto su questa piacevole strada forestale che si immerge praticamente in un bosco di faggi, arriviamo in località Buse. Ora si aprono due distinte possibilità: proseguire per la più comoda strada forestale in direzione delle Malghe di Neva, oppure intraprendere il segnavia 727A che si immerge in questo piacevole bosco. Sarà più avventuroso, leggermente più tecnico, ma anche più wild. Noi senza dubbio scegliamo questa seconda possibilità. Se fino a questo bivio era praticamente una comoda passeggiata, d'ora in poi si inizierà piano piano a salire di quota. La proposta di oggi è quella di formare un anello escursionistico appunto fino al Rifugio Boz, passando poi per le storiche Malghe di Neva, in un contesto inserito all'interno del Parco Naturale delle Dolomiti Bellunesi, e di chiudere proprio l'anello escursionistico nel punto in cui abbiamo intrapreso ora. Siamo praticamente in posti in cui la natura è ancora la padrona di casa. Addensamenti nuvolosi sopra di noi. Il meteo per oggi si dovrebbe mantenere per lo più sereno, almeno questa mattina prima di partire e dopo aver consultato il mio meteo radar. Non sono comunque da escludere nel pomeriggio possibili rovesci. Quello che stiamo percorrendo, giusto per dare un'indicazione geografica, è una linea di cammino fra il Trentino ed il Veneto. Le vette feltrine rispetto alle più blasonate località dolomitiche offrono ancora quel silenzio e sono di grande ed elevato valore ambientale che appunto le località più frequentate hanno ormai perso. Stiamo quindi camminando lungo l'antico confine che univa l'impero asburgico alla Repubblica di Venezia, e ciò significa ripercorrere le tracce di pastori, contrabbandieri, soldati e botanici. Primo punto osservativo sul protagonista della giornata, il Sas de Mura.
Ma sei sicura di stare bene? È già un po' di volte che non torni più indietro. La mia pazienza sta superando Le radici? le mie aspettative. Le radici? Sei diventata anche un'arrampicatrice di radici? Sì. Ci sono, battute a parte, molte radici lungo il sentiero che però potrebbero essere magari un po' più insidiose qualora di primo mattino fossero bagnate. Nei secoli è sempre stata una linea di confine pacifica fra il Primiero ed il Feltrino, a differenza di quanto uno possa immaginare, simbolo che la montagna unisce e dal mio personale punto di vista è un valore, uno slogan che sarebbe da esportare ben oltre la montagna. Distese di crocchi sulle zone prative adiacenti il sentiero, e ciò sta a significare che siamo ormai entrati nel cuore della primavera e sotto questi abeti sono presenti anche le instancabili lavoratrici dei boschi, le formiche. Impressionante come si muovono e quello che stanno facendo, che, come suggerisce Giorgia, Fanno gli straordinari. eh sì, la natura è anche questa. In località Nevette mancano all'incirca un centinaio, poco più, di metri di dislivello positivo per raggiungere il rifugio Boz. Questo è anche un incrocio dove c'è il sentiero che era l'alternativa per salire appunto a questa meta di giornata. Nel frattempo compare già davanti a noi con tutta la sua imponenza il Sas de Mura, ricoperto, anzi avvolto in parte da nuvoloni grigi. Speriamo che il tempo tenga botta, che tradotto in italiano significa speriamo che il tempo tenga. Non vorremmo mai ciappare la piova della pioggia. Il tagliocco. Dai, insomma, ci sta il tagliocco, l'ho detto di proposito, insomma. Siamo su una linea di confine tra Trentino e Veneto, penso che anche qualche parola dialettale sia concessa. Alla mia sinistra il gruppo del Cimonega, quindi con il Sas de Mura. Alla mia destra le vette feltrine. Arriva anche il sole, quindi fantastico. Ultimo piccolo strappo, ma adagio adagio a rifugio ormai ci siamo. Comunque ogni sforzo è ampiamente ripagato dagli orizzonti che già da qui si possono scorgere. Da quando il bosco ha iniziato a diradarsi, le vedute panoramiche sono già di altissimo livello.
Rifugio Bruno Boz, a quota 1718 metri, situato ai piedi dell'imponente Sas de Mura, nella conca di Neva. Sorge su quelli che un tempo erano dapprima un'ex malga, poi un edificio vescovile, e quindi appunto l'attuale rifugio dedicato a tale Bruno Boz, che nel 1966 era appassionato in particolare del Sas de Mura e cadde nei pressi del Monte Neva. Il rifugio appartiene al comune di Mezzano, ma è dato in comodato d'uso al CAE di Feltre. Per dare un riferimento puramente geografico, ci troviamo comunque all'interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Il panorama comunque che da cui si può ammirare è qualcosa di unico. Le vette feltrine, il Monte Pavione e, come citavo poco fa in precedenza, dietro di me il gruppo del Cimonega e l'imponente Sas de Mura. Il canto degli uccellini, pace, spettacolo. Una ricarica di energia. Rifugio Boz, che è chiuso, è presente comunque un bivacco invernale d'emergenza con 4 posti letto, punto d'appoggio ideale per chi affronta magari l'alta via numero 2 delle Dolomiti o chi si appresta a scalare il Sas de Mura. È tenuto molto bene. Sembra esserci anche qualcuno che magari in questo momento è in giro, e come vige sempre in questi luoghi, in questi punti di appoggio, è giusto mantenere il decoro opportuno. Dopo sosta al rifugio, che almeno ad oggi non è aperto, però secondo le mie informazioni nei weekend di maggio dovrebbe già seguire un calendario di aperture, vi consiglio comunque di consultare la loro pagina social per esserne più sicuri. Ci rimettiamo nuovamente in marcia per dare origine così alla seconda parte del nostro anello escursionistico, quindi in direzione delle Malghe di Neva. Seguiamo una linea di cammino non CAI, quindi non numerata, ma su traccia ben battuta e molto intuitiva.
La goccia scava la roccia, se non è spettacolo questo. Se la prima parte dell'escursione era caratterizzata da un fitto bosco, quindi con aperture panoramiche praticamente ridotte al minimo, questa seconda parte è indubbiamente migliore. Siamo praticamente in una conca prativa, appunto, circondata da imponenti masse rocciose. Raggiungiamo quindi la nostra prima malga di giornata, ossia Malga Neva seconda. Veramente sull'ingresso c'è scritto Malga Neva di mezzo, la cartina dice il contrario, quindi il dubbio mi rimane, sinceramente. Comunque sia, il nome Neva deriva dal dialetto locale che significa zona ricca d'acqua. Questa malga è posizionata comunque sotto l'omonimo monte. Nel frattempo le prime gocce di pioggia. Speriamo bene. Me cantoga ancora devo darmi una mossa ad andare sotto, perché qua stiamo prendendo una tempesta. Grandine, grandine. Guarda chi c'è. Giusto in tempo per la grandine. Sì, è anche freddo. Rimaniamo qua stasera. Camino c'è, anche bello grande. È una graziosa malga adibita a bivacco. La location è molto bella e nel frattempo scende anche la grandine. Abbiamo fatto appena in tempo a raggiungere la malga e metterci al riparo. Caspita! Viene, viene! C'è un unico posto letto, quindi questo sembra un locale più adibito per l'uso dei malgari, quindi dei pastori durante l'alpeggio estivo, più che un bivacco d'emergenza. Ma questo sole spunta o no?
Vieni più a casa. Dopo il riparo della Malganeva prima, ci rimettiamo in cammino verso il nostro punto di rientro, quindi il rifugio Fonteghi, per concludere così definitivamente il nostro anello escursionistico. L'esperienza in Malga com'è stata? Io mi sono messa addosso tutto quello che avevo. Berretto, guanti, tutte le giacche che avevo, assetto invernale. Ha fatto un freddo da birichino. Birichino con quante K? Tante. Nel frattempo ho sputato anche il sole però, quindi ci toccherà rivestirsi tra poco. Dai, insomma, dai. Farò questo sacrificio piuttosto del freddo. In cambio di una fetta di torta? Beh, dai, ce ne meritiamo oggi. Con la cioccolata calda. Ci ricongiungiamo su questa comoda e larga strada forestale che è praticamente la linea di cammino che si poteva seguire nella fase di andata per raggiungere il rifugio Boz. D'ora in poi comunque sarà una continua discesa. Ritorniamo quindi nuovamente alla località di El Belo, dove concludiamo il nostro giro ad anello. Possiamo considerare questa un'escursione adatta anche a famiglie. Infatti, partendo da quest'ultima località, il dislivello abbastanza contenuto, siamo sui 600 metri, su questa comoda strada forestale diventa una piacevole escursione. Ancora di più magari se effettuata quando ci saranno in quota gli alpeggi estivi, quindi con gli animali al pascolo. Se invece volete fare un'escursione più completa, vi consigliamo di effettuare il giro d'anello che abbiamo fatto noi e quindi per questo vi rimando nei maggiori dettagli in descrizione. Noi vi ringraziamo per averci accompagnato anche in questa escursione nella bella Val Noana e nel parco naturale delle Dolomiti Bellunesi. E se questo orizzonte vi è piaciuto, noi vi diamo appuntamento al prossimo. Un saluto!